Proseguono i lavori alla massicciata in questo momento, il punto della situazione qual è? Il punto della situazione è che stiamo andando avanti per la messa in sicurezza della diga. Finirà alla fine di febbraio e da febbraio in poi dovremmo già avere più chiarezza per quel che riguarda le opere di fortificazione necessarie per realizzare un futuro porto sicuro, non solo per il porto Carlo Riva ma ovviamente come difesa della città, e questo lo faremo appena avremo con più chiarezza notizie da parte di quello che è successo il 29 di ottobre, quindi quello che è stato il mare del 29 di ottobre e di conseguenza a che cosa ci dovremo preparare nel futuro. Qual è l'investimento da parte della famiglia Riva? La famiglia Riva ovviamente stiamo per investire pensiamo a un massimo di 20 milioni di euro. Questo servirà sia per il ripristino del porto così come era prima dell'evento, ma soprattutto la necessaria fortificazione della diga, che ovviamente questa è forse la parte più importante in questo caso appunto dell'investimento della famiglia. Ci sono stati alcuni contenziosi presentati dagli armatori, in generale i clienti come si stanno comportando? I clienti sono assolutamente vicini al porto, ovviamente questi contenziosi direi che sono quasi fisiologici e comunque è stata una reazione a quello che è stato l'evento e le prime settimane. Oggi man mano la situazione sta tornando assolutamente alla normalità, soprattutto perché si è capito esattamente che il 29 di ottobre è successo un evento che era assolutamente inimmaginabile e di conseguenza il cliente continua a dare la fiducia al porto, la volontà di ritornare. Hanno già prenotato i nuovi ormeggi che avremo a disposizione entro la fine di maggio e i primi di giugno, e quindi le imbarcazioni tornano a Rapallo e non ci abbandonano. I vostri lavoratori, gli operatori del porto subiscono un periodo di crisi oppure state pensando a qualche cosa anche per loro? Allora, i nostri dipendenti in questo momento continuano a cercare di mantenere tutte quelle che sono le lavorazioni relative al molo Langano, che attualmente comunque ha ancora delle barche ormeggiate, i nostri autosilo che devono rimanere ovviamente a posto e in sicurezza, e stiamo pensando anche insieme al sindaco di Rapallo di cercare anche di far fare ai nostri dipendenti un qualche cosa per aiutare la città, e probabilmente nelle prossime settimane sicuramente, anzi nei prossimi giorni, cercheremo di aiutare a ripulire la passeggiata mare e comunque a fare quanto necessario per aiutare il territorio. La famiglia Riva non vuole licenziare i propri dipendenti e assolutamente vuole mantenere i dipendenti del porto, ma anche quelli che lavoravano presso lo Yacht Club, e speriamo appunto nei prossimi mesi di riuscire, insieme all'apertura di questo piccolo parte del porto, anche di riaprire lo Yacht Club.